Nel corso dell'Angelus, nel giorno dell'11 settembre, Papa Francesco ha ricordato Suor Maria, la missionaria trevigiana trucidata dall'ISIS. Un esempio di coraggio dia la forza ai cristiani di tutto il mondo. Le parole in piazza San Pietro. Commozione fede nella messa di ringraziamento a Canale d'Agordo. A una settimana dalla beatificazione di Papa Luciani rappresentava l'umiltà delle genti venete le parole del patriarca. Domani suona la campanella per migliaia di studenti trevigiani. Dopo la pandemia a fare paura è il caro energia con alcune scuole che studiano la settimana corta. Dall'ufficio scolastico regionale arriva l'appello a coordinare le iniziative. 16.000 le supplenze assegnate in tutto. Nella scuola un docente su 4 è precario. Ci sia un impegno per abolire la precarietà, dice la CISL. Nuovo allarme della Coldiretti, salgono ancora i prezzi per latte e carne, colpa del mais. La siccità ha decimato il raccolto, allevamenti in sofferenza anche per il caro energia. Festa questa mattina per i novantenni, soci e amici dell'Ana Treviso. Ritrovo in via de Coubertin, tra canti e ricordi. Non dobbiamo dimenticare i nostri veci. Entrati nel vivo i festeggiamenti per i 150 anni dell'attuale città di Montebelluna, domenica intensa tra musica e mercato tipico. C'è un nuovo senso di comunità. Le parole del sindaco. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione dei nostri telegiornali le parole molto significative pronunciate questa mattina nel corso dell'Angelus, nella giornata peraltro dell'11 settembre, 21 anni dall'attacco alle Torri Gemelle da parte di Papa Francesco, che ha ricordato Suor Maria de Coppi, l'82enne missionaria trevigiana trucidata la scorsa settimana in Mozambico. In questo momento di preghiera mi è caro ricordare Suor Maria de Coppi, missionaria comboniana, uccisa a Cipenne, in Mozambico, dove ha servito con amore per quasi 60 anni. La sua testimonianza dia forza e coraggio ai cristiani e a tutto il popolo mozambicano. Una testimonianza di fede, un esempio di martirio, il sacrificio di Suor Maria de Coppi, la missionaria trevigiana originaria di Santa Lucia di Piave, morta per mano di un attentato di origine islamica a Chipene, nel villaggio in cui prestava la sua opera di fede e carità, è stato ricordato oggi da Papa Francesco durante l'Angelus davanti a migliaia di fedeli. Ad una settimana dalla sua morte, proprio nel giorno in cui cade il 21° anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle, Papa Francesco invoca la forza della testimonianza perché sia impulso di forza e coraggio alle comunità, oltre il dolore. Suor Maria aveva scelto di restare nonostante il pericolo fosse vicino, come testimoniano le telefonate e i messaggi vocali fatti alla nipote Gabriella, suora comboniana a Roma. Una decisione consapevole, la missione di non abbandonare il suo popolo, oltre 400 famiglie seguite nella parrocchia in fuga dalla guerra. L'attentato sarà rivendicato proprio dall'ISIS il giorno dopo. L'organizzazione jihadista ha pubblicato la rivendicazione su alcuni suoi account affermando di aver ucciso la suora perché si era impegnata eccessivamente nella diffusione del cristianesimo. La comunità l'ha salutata con una celebrazione molto partecipata venerdì scorso in Mozambico e contemporaneamente a Ramera, per lei una messa in suffragio. Questa mattina il pensiero di Papa Francesco. Papa Francesco, che esattamente una settimana fa dichiarava beato Papa Albino Luciani, una settimana molto intensa per il bellunese e per il Veneto in generale. Oggi il grazie di Canale d'Agordo in una cerimonia molto partecipata, officiata dalla Patriarca di Venezia con i vescovi di Vittorio Veneto e Belluno Feltre. La fede di Papa Luciani ha le sue radici nella madre, Bortola Tancon, nella cultura e nell'inconscio delle genti venete e alpine. L'inconscio collettivo dei veneti è istintivamente religioso, quello delle popolazioni alpine lo stesso. Cita la descrizione dello scrittore Carlos Gorloni, il patriarca a Moraglia, nel giorno della messa di ringraziamento per la beatificazione di Albino Luciani, officiata accanto ai vescovi di Vittorio Veneto e Belluno Feltre, in una Canale d'Agordo gremita da migliaia di fedeli. La parola umiltà è quella che riecheggia più spesso, proprio l'umiltà scelta come motto episcopale accanto alle 3 virtù teologali che hanno guidato il suo breve ma denso pontificato. Luciani mai cercò di mettersi in
mostra per la sua cultura o per il suo sapere teologico, né tantomeno voleva dare l'immagine dell'intellettuale o dell'accademico, poiché non mirava a essere apprezzato perché dotto o istruito, piuttosto aveva a cuore il bene delle persone a cui si rivolgeva. Nelle omelie, nei discorsi, nelle udienze, voleva che lo capissero, che capissero il Vangelo. Migliaia le persone in piazza in un paese che aspettava da tempo di celebrare il suo figlio prediletto. Un momento di grande unione della nostra comunità veneta, bellunese, dell'Italia intera, attorno ad una figura che ha fatto dell'umiltà il suo simbolo, del suo sorriso, della vicinanza alle persone, del sapere essere esempio, in una società dove l'esempio e dove l'individualismo alcune volte supera l'esempio del singolo, invece quell'esempio era esempio di beatitudine. Oggi il tempo, almeno rispetto a domenica, ci ha regalato una bellissima giornata, una giornata ovviamente che è di grandi emozioni per questa comunità, per tutta la provincia di Belluno, che ovviamente celebra e ringrazia per questo importantissimo, straordinario riconoscimento al nostro Papa, che così per sempre potrà rimanere ancora di più nei cuori di tutte le persone che lo hanno amato. Il suo motto era Humilitas, ma unito alla determinazione dell'uomo di montagna, e questo era Albino Luciani. Ha lasciato un ricordo in tutti e quindi oggi è una giornata straordinaria anche per il nostro territorio, il territorio di Canale d'Agordo, il territorio della Gordina, della provincia di Belluno e di tutto il Veneto. A una settimana dalla beatificazione, Albino Luciani è tornato qui, tra le sue montagne, dove tutto ebbe inizio. Celebrazione che tra l'altro vi abbiamo trasmesso in diretta con Nicola Zanetti in studio, Tiziana Bolognani e Nicoletta Rizzetto sul posto, un pomeriggio di tante emozioni. Ma veniamo all'attualità, sono ore di attesa, domani si ritorna a scuola, 700.000 gli studenti in Veneto, circa 80.000 nella Marca trevigiana. Treviso, come in altre città, tour de force per l'assegnazione delle ultime supplenze, con la dirigente Palumbo, dirigente dell'ufficio scolastico regionale, che parla anche di settimana corta dopo le recenti polemiche e fughe in avanti. E le caselle sono state tutte coperte proprio in questi giorni. Corsa contro il tempo per fare le ultime nomine. La scuola è al rush finale, pronta ai blocchi di partenza per la prima campanella di domani. Sono oltre 16.000 le supplenze già assegnate, 13.000 conferite dalle graduatorie provinciali fino al 2 settembre, le restanti assegnate dalle scuole che per la prima volta hanno avuto il tempo tecnico per colmare gli ultimi buchi. Il fenomeno del precariato nella nostra regione è ancora più consistente. Le supplenze incidono per il 25% del personale, percentuale che sale al 50% quando si tratta di sostegno. Scuola che torna al pre-Covid senza mascherine e con semplici misure di cautela, ma che quest'anno rischia bilanci in rosso per i costi di carta ed energia. Quello che io temo è che magari ci troviamo a metà anno scolastico e poi qualcuno alzerà così bandiera bianca, dirà che non ha più gas, non ha più la possibilità, non ha più i fondi, e questo che cosa significherà? Non è che possiamo chiudere o sospendere l'attività didattica o pensare a metà anno di fare la DAD. Secondo me è molto intelligente parlarsi chiaro, capire fin dove possiamo arrivare e mettersi d'accordo, ovviamente con il coinvolgimento pieno anche delle famiglie. Il risparmio energetico non è ancora, chiarisce Palumbo, oggetto di misure d'urgenza, come fu per la pandemia. Le scuole non facciano fughe in avanti, nonostante l'autonomia organizzativa che le caratterizza. Non vuol dire che ognuno debba andare per la sua strada, perché comunque le autonomie scolastiche, che sono autonomie funzionali, debbono sempre coordinarsi con le autonomie territoriali, quindi con gli enti locali. E di precariato scolastico ha parlato oggi nel corso della nostra prima edizione anche il segretario della CISL trevigiana Paglini. Domani tra l'altro il sindacato ha organizzato un confronto tra i candidati. Noi abbiamo bisogno di certezza e di stabilità del sistema scolastico. Se questo non accadrà, avremo comunque sempre una scuola non in grado di essere al passo con le esigenze del paese, delle imprese e del sistema produttivo.
Contro il precariato della scuola, per la necessità invece di rivedere i contratti della scuola, fermi da anni e soprattutto non in linea con la media europea. Sarà uno dei temi, quello del precariato, che la CISL porterà al confronto di domani a Casa dei Carraresi tra i candidati delle coalizioni in corsa il 25 settembre. Formazione per gli insegnanti, ma soprattutto stabilità. Ma il tema della precarietà attraversa tutto il sistema produttivo italiano, a partire dalla questione dei salari, perché è vero che abbiamo un problema di salari, di minimi salariali, ma il problema non è tanto l'applicazione di un minimo salariale per legge, ma è l'applicazione dei contratti collettivi e delle regole che consentano ai lavoratori di avere dignità e contratti di lavoro stabili. La flessibilità in entrata, chiosa Paglini, si è tradotta in questo paese in stage e tirocini. Il precariato attraversa tutti i livelli di occupazione. Per contrastare forme di sfruttamento del lavoro poi è importante potenziare anche gli organi di controllo. C'è bisogno di rafforzare tutto il personale della vigilanza, degli ispettorati del lavoro, dell'INAIL, degli SPISAL. Anche queste sono richieste che noi mettiamo nell'agenda sociale a livello nazionale e le recuperiamo nella nostra agenda sociale del territorio. Però credo che il tema della precarietà sia uno degli orizzonti sul quale dobbiamo investire. La futura classe politica che verrà eletta il 25 di settembre dovrà investire come contrasto alle forme di emarginazione del lavoro. Veniamo alla cronaca. Un 65enne trevigiano di cui non sono state ancora rese note le generalità è morto nel primo pomeriggio di oggi, stroncato da un arresto cardiaco mentre camminava nella zona del rifugio Rosetta. Siamo in Valle di Primiero. Faceva parte di una comitiva di 50 persone che hanno assistito peraltro alla scena. Il SUEM è stato contattato dai compagni che hanno dato subito immediatamente l'allarme. Sul posto l'elicottero del SUEM, per l'uomo però non c'è stato nulla da fare. E sono stati diversi gli interventi degli operatori sanitari nella giornata di oggi, tra i più rilevanti quello per la caduta di un ragazzino di 8 anni sulla pista da motocross a Crespano del Grappa. Il giovane ha riportato diverse fratture ma è arrivato in ospedale con l'elicottero partito da Padova in codice di media gravità. Più gravi invece le condizioni di un altro ragazzo che si è scontrato contro un'auto mentre era in sella alla sua motocicletta in via Caorle a San Stino di Livenza, quindi siamo nel Veneto orientale. Sul posto il SUEM 118 con l'elicottero da Treviso si trova ora ricoverato in ospedale in prognosi riservata. E apriamo adesso la pagina dell'economia. Il caro energia, il caro gas che non lascia scampo a diverse attività e non solo i temi dell'energia ma anche della siccità. Ci sono vari problemi nell'agricoltura, all'origine c'è anche la resa della coltura del mais. Il combinato disposto quindi tra siccità e rincari ha portato via alla Marca, pensate, il 13% delle aziende agricole. Sono aumenti che fanno veramente paura. Fonte Coldiretti Nazionale stima un aumento di circa il 30% di quello che è la spesa che fa una famiglia per portare a casa lo stesso valore che portava a casa tempo fa. Nuovo aumento di prezzi su costi già molto alti. Carne e latte tornano a salire. La stretta è legata alla resa del mais mai così scarsa quest'anno. Tra prodotto perso e prodotto di qualità inferiore a causa della mancanza dell'acqua che ha impoverito le cariossidi, ovvero i semi gialli che costituiscono i chicchi veri e propri. Quest'anno avranno meno fibre e meno proteine a farne le spese. Saranno i foraggi, con gli allevamenti già duramente provati dall'aumento dei costi del gas e dell'energia. In modo particolare nel settore allevamento, perché è quello che sta soffrendo di più, stanno chiudendo le partite IVA e un altro 30% stanno lavorando, ma stanno lavorando a pareggio o in perdita, quindi è una situazione, diciamo, che si riesce a gestire per un certo periodo di tempo, ma non può durare per troppo tempo. I bilanci chiudono in pareggio, ma Coldiretti Treviso ha quantificato il sacrificio di questa estate di rincari. Non nascondo che circa il 13% delle aziende stanno già chiudendo. Critica anche la situazione nelle montagne, dove quest'anno è stato raccolto solo il 50% delle foraggere. Ha dimostrato invece grande resilienza la viticoltura. Si stima un circa 10-15% di prodotto in meno, con delle rese anche uva vino un po' più basse,
basse della media, questo sicuramente, però non c'è quella, diciamo, quella mancanza di prodotto che si pensava e questa è sicuramente una fortuna. Aiuto immediato invoca il comparto, la riduzione dei costi con il credito d'imposta alzando ad esempio il tetto dal 15% al 50% e poi incentivi per investire nell'agrofotovoltaico. Questa dunque è la fotografia esatta, puntuale del settore primario, ma di costi dell'energia e delle materie prime parla anche Ascotrade. La proposta di tassare gli extra profitti delle aziende produttrici sarebbe giusta, dice il presidente di Ascotrade, ma è di difficile applicazione. È una norma che è comprensibile nel periodo che viviamo, di difficile applicazione. Perché difficile applicazione? Perché prevede un saldo da calcolarsi in un contesto di rapporto tra IVA di un anno e l'anno precedente che non riflette esattamente quello che è l'effettivo risultato ottenuto in seguito all'incremento dei prezzi dell'energia. A monte dell'aumento del prezzo dell'energia, sicuramente gli effetti del conflitto in Ucraina. Il problema fondamentale è che la Russia forniva circa il 40% del fabbisogno di gas all'Europa. È venuto meno la fiducia nei confronti del paese russo e quindi il mercato, un brutto termine ma è così, il mercato in questo momento sta scontando il fatto che possa mancare circa il 40% di gas. Una parte è stata sostituita, non tutto, e questo sta quindi fortemente condizionando i prezzi. Una contingenza di tanti fattori a provocare questo innalzamento, che ricade necessariamente anche sul costo delle materie prime. Nei mercati all'ingrosso il loro prezzo è cresciuto di quasi 8 volte rispetto all'anno scorso, che si traduce in un aumento dalle 5 alle 6 volte per il cliente. Una situazione nuova ed emergenziale, prima d'ora mai affrontata. Quello che noi auspichiamo, ribadisco, è che i tecnici competenti, i ministeri competenti e la politica in generale possa trovare una soluzione alla difficoltà che stiamo vivendo. Anche noi, ribadisco, anche noi aziende del settore, che alla fine siamo degli intermediari di energia tra l'ingrosso e il dettaglio, viviamo questa grande difficoltà e mettendo tutto l'impegno che possiamo per andare incontro alle esigenze del territorio che serviamo. Tutti i temi che infiammano la campagna elettorale, così ieri a Mestre Giorgia Meloni. Ci bastano guardare gli attacchi che ogni giorno subiamo, ogni giorno subisce Giorgia, perché si sa, in Africa ogni giorno una gazzella si sveglia e sa che deve correre più veloce del leone, in Italia invece ogni giorno uno del PD si sveglia e sa che deve guardare cosa fa Giorgia Meloni. La prima stoccata, presentando la leader sul palco di Mestre, arriva dal coordinatore regionale Luca De Carlo. D'altro canto, 2 settimane dal voto, è lo scontro tra Partito Democratico e Fratelli d'Italia a dettare l'agenda e il ritmo di questa campagna 2022. Si serrano quindi le file dei rispettivi elettorati. Autonomia, presidenzialismo, rapporti con la Lega, ma per Giorgia Meloni a Mestre la priorità sembra quella delle bollette, per cui serve un nuovo approccio europeo, ma soprattutto un nuovo atteggiamento da parte dell'Italia. Sento il PD che si scaglia contro l'Ungheria, ma devo segnalare che i primi a non volere il price cap europeo sono i tedeschi e gli olandesi, per ragioni di difesa del loro interesse nazionale. Ora io non giudico la scelta di chi difende il suo interesse nazionale, giudico le, diciamo così, stupidaggini di chi ci ha raccontato una vita che invece non bisognava difendere i propri perché l'Europa era una grande solidarietà. Dopodiché continuo a ritenere che bisogna su questo insomma battere i pugni. Noi abbiamo dato dall'opposizione piena disponibilità al governo sulla battaglia per il price cap e sul disaccoppiamento, ma il disaccoppiamento si può fare a livello nazionale intanto, che è la proposta di Fratelli d'Italia. Noi anche lunedì possiamo approvare a livello italiano di disaccoppiare il prezzo del gas al prezzo dell'elettricità, il che già comporterebbe una sensibile diminuzione del costo delle bollette. Meloni, che di fatto chiarisce ancora una volta la sua linea sulla necessità di uno scostamento di bilancio invocato dalla Lega per 30 miliardi di euro. La cautela è quella di Premier in pectore. Sullo scostamento di bilancio penso che sia una, estrema ratio. Se si fa per esempio il disaccoppiamento, per il disaccoppiamento a livello nazionale secondo me servono 3-4 miliardi, secondo le mie stime, ok? 3-4 miliardi penso si possano trovare, perché? Perché se noi oggi non facciamo il disaccoppiamento, non facciamo il tetto del gas, mettiamo 30 miliardi che stiamo regalando alla speculazione per coprire le bollette e fra un mese ce ne servono altri 30 e io francamente di regalare i soldi alla speculazione ci penso, ok? E vediamo cosa succede invece in casa centro-sinistra. Ieri a Treviso si è presentata l'alleanza Verdi e Sinistra.
un messaggio valido per i credenti e per i laici. Giustizia sociale e giustizia ambientale sono collegate. Tra l'altro lo diceva già Paolo VI nel 1971 che il problema del clima e dell'inquinamento ambientale erano problemi che mettevano a rischio l'umanità intera. Ecco, io credo che invece di sventolare crocifissi o altro bisognerebbe ascoltare magari quello che sono le parole del Vangelo e cercare di tradurle in pratica. Messaggi universali, come li ha definiti Stefano Dall'Agata, candidato al Senato nel Collegio Veneto 1 con Alleanza Verdi e Sinistra. Il partito si è presentato ieri alla Loggia dei Cavalieri. Portatori di messaggi laici e credenti, la stoccata è chiaramente al leader della Lega Matteo Salvini nel Trevigiano solo poche ore prima. Tra i candidati anche l'ex sindaco di Feltre, Paolo Perenzin. Conosciamo i bisogni del territorio, dice la politica deve partire da qui. I bisogni che sono fatti di chiedere non la luna, ma chiedere la dignità, di poter arrivare bene e tranquillamente a fine mese, di poter avere servizi pubblici gratuiti e strutturati, la sanità, l'istruzione, l'università in primis. Autonomia, tema caro al Veneto. Alleanza Verdi e Sinistra dice sì al riconoscimento della specificità dei territori, dalle isole alla montagna. L'obiettivo è preservarli anche dallo spopolamento grazie all'intervento dello Stato, ma l'autonomia non deve essere politica. Effettivamente non tutti i territori sono uguali, quindi i territori hanno differenze e hanno esigenze specifiche che sono diverse. Bisogna essere in condizione di dare a ciascuno ciò che lo fa rimanere in piedi e vivo. E tra i temi un po' passati in sordina, c'è da dire, in questa campagna elettorale c'è il contrasto al calo demografico. Ne ha parlato oggi il rappresentante di Noi Moderati, Andrea Penzoiello. Le azioni principali che vengono previste dal nostro movimento sono sicuramente l'aumento dell'assegno unico, perché le famiglie in questo momento sono in grandissima difficoltà, soprattutto dopo 3 anni in cui il lavoro è stato saltuario, in cui comunque si ha spesso investito i propri risparmi per riuscire a mantenersi durante il periodo di Covid, quindi le famiglie che vogliono mettere al mondo figli, e io lo so bene, hanno bisogno di avere un aiuto importante da parte dello Stato in questo momento, aiuto che poi al momento della nascita deve essere concretizzato con un servizio soprattutto appunto di scuola dell'infanzia, asili e quant'altro, magari anche gestito dalle aziende stesse in cui i lavoratori poi si trovano a prestare servizio, agevolato se non completamente gratuito per quelle famiglie in necessità. L'ultimo nostro punto importante sempre per lo sviluppo della famiglia ovviamente è quello, in questo momento, l'altro giorno la notizia della crescita degli interessi sui mutui ad esempio a livello europeo, è quello di aiutare, continuare ad investire sul rilascio dei mutui prima casa per le coppie giovani, perché sicuramente già avere una casa a disposizione e non buttare via soldi in affitti ti permette poi di ragionare in maniera più serena sulla creazione di una famiglia. Abbiamo parlato poco fa di caro gas, c'è un comparto che sta soffrendo più di altri, quello delle piscine, delle palestre, in generale l'impiantistica sportiva. Nonostante tutto però il CRAL a Treviso apre, riapre e rilancia. Il CRAL sta già studiando un progetto per il fotovoltaico che ovviamente non sappiamo i tempi e i metodi, ma comunque la buona via è stata intrapresa e certamente cercheremo di fare i buoni padri di famiglia e risparmiare in qualsiasi cosa, e quindi l'acqua, l'esubero di acqua, l'esubero di luci accese, le piccole cose che si fanno anche a casa. Si preannunciano tempi duri per gli impianti sportivi, ma il CRAL di Treviso si riparte con una nuova gestione e nuovi ambiziosi progetti, su tutti l'attivazione di una palestra della salute. La palestra della salute è un progetto regionale. Il Veneto è una delle poche regioni che ha questo tipo di progetto destinato a persone stabilizzate con patologie anche severe, ma è soprattutto un modo di pensare, perché il concetto di palestra della salute non si allarga esclusivamente a persone che vengono mandate dal medico, ma a un lavoro individualizzato destinato a chiunque abbia bisogno di movimento. Non solo, tra canottaggio, sale fitness, tennis, ci sarà spazio in accordo con l'US2 per un parco speciale a partire dalla prossima primavera. È un parco giochi però didattico, sarà a disposizione in
accordo con la pediatria di Treviso per i ragazzini e ragazzine che sono qui ospiti in reparto, oltre che fare un lavoro verso le scuole primarie e secondarie che saranno ben accette qui a fare dei corsi di formazione per il movimento dei bambini in età di infanzia. Più in generale i trevigiani hanno voglia di muoversi, a dirlo uno dei massimi esperti di scienze motorie, Walter Durigon. È uno stato di salute ottimale, direi. Infatti forse la città in termini di strutture può essere un pochettino carente, però sicuramente i cittadini trevigiani sanno anche supplire a eventuali problematiche legate a mancanza di palestre, spazi e quant'altro. Forse la mancanza di palestre è determinata proprio dal sovrannumero di trevigiani che fanno attività. Nel corso della manifestazione Solidali 2022 che si è tenuta nel fine settimana all'Istituto Ca' Florence di Istrana, l'Arma dei Carabinieri ha partecipato con un nutrito numero di militari insieme alle altre forze di polizia e alle istituzioni locali. All'interno di uno stand dedicato, una rappresentanza dei Carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto e della stazione di Istrana ha incontrato i visitatori esponendo i veicoli in dotazione, tra i quali 2 autovetture e 2 motociclette utilizzate per i servizi di controllo del territorio. Diverse sono state le richieste di chiarimenti da parte dei giovani riguardanti in particolare le modalità di arruolamento e i profili di carriera nell'Arma dei Carabinieri. Adesso per noi la pubblicità, a fra poco. Di nuovo in diretta per parlare di alpini andiamo a Treviso e raccontarvi la storia di alpini speciali che oggi sono stati festeggiati a dovere. Questa mattina gli alpini hanno voluto festeggiare il 50° anniversario della fondazione del gruppo Tommaso Salsa, medaglia d'oro, che era mio nonno, e io sono la madrina del gruppo da tantissimi anni. Un doppio traguardo festeggiato con lo spirito alpino di sempre, di cui Tommasina è uno dei simboli più veraci. Accanto a lei nella sede di Via de Coubertin altri ultra novantenni, tra tanti ricordi ma soprattutto tantissima voglia di vivere e cantare. Carlo Caddeo fa parte del coro Ana di Preganziolla. Io sono stato premiato perché un mese fa ho compiuto 90 anni, felicemente. E sto bene, sono il più giovane dei premiati. Una festa che i diretti protagonisti hanno vissuto con intensità ed emozione, così Franco Berizzi. Molto bene, sono stati molto bravi, cordiali, generosi, come sono gli alpini. Ma un sorriso è stato regalato anche a chi è rimasto a casa. Per vari motivi non sono venuti tutti, perché purtroppo oltre i 90 anni non è facile essere sempre presenti, però a qualcuno oggi andiamo a casa, gli portiamo una fetta di dolce e una bottiglia di vino e lo festeggiamo in questa maniera. E a Tommasina si illuminano gli occhi a ricordare la sua adunata più bella, quella di Trieste. E la città era un tripudio di bandiere, tutta imbandierata, con molta partecipazione anche da parte di tutti i triestini. Per me quella è stata l'adunata, è stata la prima adunata a cui ho partecipato, ma è stata anche la più bella e della quale ho il miglior ricordo. Era sera di un giorno di festa, la mia bella ci stava accanto, te lo giuro, io t'amo tanto. E a proposito di ricorrenza andiamo a Montebelluna, dove oggi c'è stato il clou dei festeggiamenti, delle celebrazioni per i 150 anni della città nuova. Noi siamo la contrada del forno di Pederiva
e quindi vendiamo il pane e dolci fatti in casa. In questa occasione come pederiva il pane, altre contrade tipo caonada, il formaggio e via dicendo. A ciascuno la propria specialità, il proprio angolo di storia e di suggestione. Dopo il palio del vecchio mercato di domenica scorsa che Antenna 3 vi ha proposto in diretta, ancora una volta migliaia di montebellunesi si sono ritrovati in piazza in occasione dei 150 anni della nascita della città, tra prodotti tipici, intrattenimento, le esibizioni in grande spolvero della banda musicale. In questi giorni il clou dei festeggiamenti correva l'anno 1872, era l'8 settembre quando venne inaugurato il nuovo mercato di Montebelluna. 150 anni fa il Consiglio Comunale di Montebelluna deliberava la discesa del mercato dal Colle di Santa Maria al piano. Il mercato di Santa Maria, sul Colle di Santa Maria era ormai troppo angusto, difficilmente praticabile e quindi si decise di portarlo al piano. Nasce così la nuova Montebelluna. È una data importantissima perché segna la nascita della città come la vediamo adesso. Queste sono le cartoline commemorative che abbiamo timbrato ieri grazie alla collaborazione con Poste Italiane. La Montebelluna di ieri, di oggi e del futuro. Il sindaco fa leva sul senso di comunità e ringrazia i tanti volontari impegnati in questi mesi di celebrazioni. Ed è veramente emozionante vedere la sinergia, la cooperazione tra le contrade, l'ente palio, l'amministrazione che ha voluto condividere un calendario di eventi in cui tutti, anche i privati cittadini, potevano proporre una idea, per cui credo sia proprio un esempio del senso di questa città che è composta da una forte comunità. Diciamo che questo momento di rievocazione storica, questo momento di ricostruzione della memoria, di riflessione comunitaria aiutano a rendere, sempre più forte il senso di appartenenza e la consapevolezza di essere una comunità. Poco distante verso nord, treni in mostra a Cornuda nell'ambito del convegno dedicato al trasporto intermodale. Per 3 giorni hanno trovato posto cimeli storici e di tecnica ferroviaria, libri tecnici, plastici e modellini nell'ambito della Biennale Ferroviaria Expo Cornuda. Nella mostra fotografica grande spazio è stato dedicato alla linea ferroviaria Treviso-Belluno con fotografie che ne raccontano la storia e i lavori di elettrificazione che la stanno coinvolgendo. Libri, modellini, francobolli in esposizione. Per il primo anno la Biennale ha visto la presenza anche dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Treviso che assieme alla Polfer hanno coinvolto i più piccoli su modalità di esercitazione cercando di diffondere sempre di più la cultura della sicurezza. Ci lasciamo con queste immagini da Cornuda, per il momento è tutto, non ho aggiornamenti particolari da darvi, è davvero tutto, quindi grazie per l'attenzione, c'è il meteo, buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al meteo. La tendenza per l'inizio della settimana evidenzia un possibile rinforzo dell'alta pressione di matrice africana, tempo stabile dunque e clima gradevole. Il dettaglio di lunedì 12 settembre. Sul Veneto sarà asciutto, tanto sole ovunque come ci mostra la nostra grafica. Il cielo sarà sereno e sgombro da nubi, al massimo velato. Qualche addensamento pomeridiano sui monti, ma insomma senza ulteriori conseguenze. Temperature in ripresa, minime tra 11 e 16 gradi, massime invece comprese tra i 23 e i 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo sereno, specie su pianura e costa, al massimo poco nuvoloso sulle zone montane. Temperature minime tra 13 e 16 gradi, massime intorno ai 24-26 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, sarà soleggiato dunque poche novità, solo con qualche velatura ma non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime intorno ai 12-14 gradi, massime sui 26-27 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.
busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.